Anche a Favara, nel liceo Martin Luther King, si celebra la giornata del ricordo. Questa importante ricorrenza che ormai da diversi anni ha l'ufficialità in tutta Italia per ricordare le vittime delle foibe e tutto quello che è successo nel nord-est dell'Italia subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ad organizzare questo importante incontro con le scuole, ma anche con le istituzioni e l'associazione Penna Sottile, per lanciare il messaggio che non ci sono vittime di serie A o di serie B o di colore diverso. Oggi la scuola partecipe, le istituzioni ci sono, ma sentiamo le impressioni dei protagonisti. È una data fondamentale per tutta la nazione, quindi noi anche qui nella provincia di Agrigento vogliamo celebrare la giornata del 10 febbraio, che è una giornata che dobbiamo ricordare non solamente per le vittime, che sono state numerosissime, la dobbiamo ricordare perché dobbiamo lasciare ai nostri ragazzi, alle giovani generazioni, un messaggio forte che oggi deve essere indirizzato a bandire l'odio e qualsiasi discriminazione razziale. Questo è il messaggio che io oggi voglio lanciare ai ragazzi nel momento in cui prenderò la parola all'inizio del convegno. Abbiamo celebrato proprio qualche oretta fa la figura anche di Giovanni Palatucci presso la questura. Anche lui è un eroe che deve essere seguito non solamente perché ha dato un esempio formidabile immolando la propria vita, ma perché è stato un personaggio della nostra storia e la storia, secondo me, deve essere sicuramente seguita dai nostri ragazzi. Oggi è un momento importante per il liceo Martin Luther King, ma per tutte le scuole di Favara. A livello provinciale infatti ricordiamo il giorno del ricordo, è sicuramente un momento di grande importanza per ribadire ai nostri alunni che la storia deve essere non solo studiata sui libri, ma deve essere veramente rivissuta criticamente. Ecco perché l'importanza della documentazione, l'importanza di capire il perché degli eventi è alla base di tutte le attività formative che riguardano il curriculum di storia, ma trasversalmente ovviamente tutte le discipline. Qual è il messaggio di oggi? Il messaggio di oggi è che bisogna veramente dire no ad ogni forma di intolleranza e dire sì invece a un percorso di pace, di condivisione, di un'Europa unita. Finalmente dopo 20 anni, da un paio di anni si sta cominciando a parlare nelle scuole, la stampa, ne parla chiunque, perché effettivamente è un periodo che deve essere ricordato, se non vogliamo, appunto, come dicevo poco fa, che la storia questa terribile si ripeta. Questa mattina all'incontro con le autorità, ma soprattutto con gli studenti. Non è la prima volta che lo facciamo, perché noi è da 12 anni che facciamo il giorno della memoria e del ricordo, proprio per fare capire agli studenti, coinvolgendo proprio gli studenti, proprio per fare capire alle scolaresche che non ci sono vittime di serie A e vittime di serie B, ma le vittime hanno un solo colore e hanno una sola definizione, vittime. Per cui noi l'abbiamo messa assieme, il giorno del ricordo, la memoria del giorno del ricordo, e per onorare le vittime di qualunque ideologia fossero stati o per qualunque motivo fossero morti. E questo è il messaggio della giornata di oggi. Infatti, questa è la 12ª edizione e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, che ha voluto essere parte determinante nell'organizzazione di questa 12ª edizione, che l'abbiamo proprio inserita nel giorno del ricordo, proprio per dimostrare che non c'è discriminazione tra le vittime fra di loro.